Per cui io darei subito la parola a Lucchetta per la sua esperienza di utente. Siamo su 75 anni di età media, quindi come fa la nonna, la persona sola, a seguire una telefonata di questo genere? Cerco di essere, non sarò mai veloce come la signorina del telefono, ma per fare così un po' una buttata cerco di esserlo anch'io. Benvenuti al servizio prenotazioni telefoniche dell'azienda sanitaria veneziana. Il servizio è in funzione delle 7 alle 20 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 10 alle 13. L'orario di massima affluenza è dalle 10 alle 13. La invitiamo pertanto a scegliere orari diversi per evitare le lunghe attese. Prema 1 per prenotare la prestazione richiesta, 2 per annullare la prenotazione, prema 0 per uscire. Non si sa da dove. Tenga a portata la ricetta impegnativa della prescrizione medica, tesserino sanitario, codice fiscale. Tenga nota del numero di prenotazioni che le verrà indicato. La prenotazione potrà essere fatta anche in tutte le strutture autorizzate, come ad esempio l'ospedale al mare del Lido di Venezia. Resti in attesa. Appena libero le passeremo un operatore sanitario, musichetta. Via SMS e via internet. Così completiamo al povero vecchiotto, io compreso, quello che è le difficoltà di prenotare. Grazie, scusate. Abbiamo scelto questa testimonianza per farvi capire meglio alcune cose. La prima, si capisce in quale modo si ha l'abbattimento delle prestazioni nel nuovo ospedale. La non facile accessibilità ai servizi crea fuga di pazienti verso altri lidi e genera una lista di attesa lunga ed un ricorso alla prestazione libero professionale. Quando il cittadino, quando l'anziano si vede costretto a questo modo, è chiaro che l'unica risposta o è andare altrove oppure pagare di tasca propria, con una dolenza da parte del direttore generale che ovviamente deve ricorrere ai ripari per meglio catalizzare i clienti in sanità pubblica. Adesso io darei la parola alla Marisa che leggerà una lettera da parte dell'Associazione Amici del Cuore. Una volta che il paziente è stato stabilizzato ed è stato messo in condizioni di non rischiare più la vita, è evidente che ha bisogno di una cosa fondamentale per ritornare a fare la vita normale e per poter tornare ad essere una persona completamente autosufficiente, ed è la riabilitazione. Allora sentite che cosa l'Associazione Amici del Cuore mi scrive. Gentile professoressa Guarin, quale presidente e legale rappresentante dell'Associazione Amici del Cuore Mestre Terraferma Veneziana, desidero sottoporre alla sua attenzione, quale delegata sociosanitaria della municipalità Mestre Carpenedo e per conoscenza ai rappresentanti delle varie istituzioni sul territorio, i seguenti quesiti. A Mestre non esiste nessuna struttura che si occupi della riabilitazione cardiovascolare per post-acuti. La riabilitazione è una necessità primaria per i post-operati di cuore, ma nel presidio ospedaliero dell'Angelo non è prevista. In compenso, la riabilitazione cardiovascolare passa attraverso 3 fasi. Prima fase, durante il ricovero ospedaliero, esercizi leggeri. Seconda fase, dopo le dimissioni, richiede la supervisione di un cardiologo ed è appunto quella per i post-acuti. Terza fase di mantenimento, riportare il paziente ad avere una vita indipendente e a reinserirsi nella sua professione. Oltretutto la riabilitazione cardiovascolare riduce complicazioni e sintomi e aumenta la sopravvivenza, perché i programmi di riabilitazione non si limitano all'esercizio fisico, bensì affrontano fattori di rischio come il colesterolo, la glicemia. Queste le ragioni che mi hanno indotta a chiedere la vostra attenzione su un problema annoso e mai risolto. La Presidente dell'Associazione Amici del Cuore, Maffei Marilena Lazzarini. Dunque io leggo una testimonianza di una mamma di una disabile grave e aveva accompagnato la figlia al pronto soccorso del nuovo ospedale di Mestre. La cosa si è svolta nell'area rossa. Sono le 19 del settembre scorso. Mia figlia ha una crisi respiratoria che inizia con piccole crisi epilettiche. Per lei è un segno di mancanza di ossigeno. Ha sforzi di vomito, tosse e respiro affannoso. Chiamo il 118 ed entro con lei al pronto soccorso, area rossa, ospedale dell'Angelo. Il letto di mia figlia è tra 2 uomini, da un lato un uomo con catetere, flebo, ovviamente spogliato. Dall'altra parte un altro uomo emana un cattivo odore.
Le tende svolazzanti intralciano il lavoro degli infermieri e non coprono né corpi, né odori, né le voci del personale. Le vene di mia figlia sono difficili, lo so. Solitamente usano le farfalline o aghi pediatrici, ma non ce ne sono. Parola alla Leda per la testimonianza personale. Come si accende? Eravamo al parco di San Giuliano a camminare, cioè lui ha convissuto 2 anni a casa pur con un tumore polmonare gravissimo, sempre compensato. Per fortuna sono anche infermiera, però anche abbiamo mantenuto un equilibrio nelle cure meraviglioso. L'esperienza che abbiamo fatto in ospedale, che era ancora l'ospedale Umberto I, ma è rimasto lo stesso, la cultura è la stessa. L'incapacità, io ero sempre fuori dalla porta, l'incapacità di prendere in carico questa situazione così delicata, la mancanza di cultura, l'inadeguatezza proprio dell'approccio, il personale assolutamente eterogeneo, le risposte non adeguate. Poniamoci anche questi problemi. Quando una persona, dopo che si è fatta il depot, che è quella puntura, quell'agglomerato di medicinali, quando ti dice, ti parla, ti dice: sento dentro di me il vuoto, non è il satori del buddismo, è proprio il vuoto, è l'assenza totale di sé, completa. Allora andiamo a costruire reparti, andiamo a costruire altre entità, posti letto, e non si lavora sul snellimento delle strutture, sul potenziamento della riabilitazione. Quindi, onde evitare che l'ospedale civile venga destinato solamente alla parte della cronicità, e salvaguardando un'altra delle lotte che noi abbiamo purtroppo sudato, però conquistate, il monoblocco dell'ex ospedale al mare, per concentrare lì tutti i servizi sociosanitari. E la battaglia non è ancora finita, perché purtroppo le altalenanti ideologie di Padoan ci portano a capire che lì è una sistemazione provvisoria. Per cui noi chiediamo a voi tutti, alle municipalità, ai rappresentanti della pubblica amministrazione, che la gestione della USU 12 non può essere di proprietà di Padoan. A fine anni 80 noi avevamo nei servizi pubblici 120 posti letto di riabilitazione. Successivamente c'è stata una riduzione che li ha portati a metà anni 90 a 60 posti letto e a fine anni 90 praticamente a 30 posti letto. Contestualmente parlo servizi di riabilitazione ospedalieri. Contestualmente sono stati ampliati i posti letto nei servizi convenzionati, ospedale State Bene Fratelli, San Camillo, Villa Salus, Policlinico San Marco, eccetera. Verso all'inizio degli anni 90 sono stati creati i primi i distretti